Il nostro partner non ci fa perdere un giorno. Non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore. Trentaduesimo concorso di violino Città di Vittorio Veneto, premio internazionale Prosecco Doc. Oggi riprendono le audizioni relative alla prima prova del concorso. La giuria è presieduta dal maestro Ernesto Schiavi e formata dai maestri Francesco De Angelis, direttore artistico del concorso, maestro David Coleman, professoressa Silvia Marcovici. Il montepremi prevede premi in denaro, borse di studio, numerosi concerti premio e in particolare un pregevole violino costruito appositamente per il concorso e offerto dal liutaio milanese Lorenzo Rossi. La prima concorrente in gara, questa sessione mattutina, è Ingrosso Annelì, 17 anni, di Padova. Al pianoforte Monica Cattarossi, pianista ufficiale del concorso.
Il secondo concorrente di questa sessione mattutina è Luca Inspir, 22 anni, proviene dal Belgio, Waterloo, ma è di nazionalità francese. Al pianoforte Monica Cattarossi, pianista ufficiale del concorso.
Si è conclusa la sessione mattutina delle prove eliminatorie della seconda giornata. Le audizioni riprendono oggi pomeriggio alle ore 15. Il nostro partner non ci fa perdere un giorno. Non si ferma nemmeno sabato o domenica. Esige molto e sa sempre quello che vuole. Per questo non ci siamo fermati un attimo. Si chiama natura. Però ci dona la gioia di creare qualcosa di inimitabile, che quest'anno vogliamo dedicare a chi ha l'Italia nel cuore. E ora ripartiamo tutti. Di slancio. Prosecco Doc. A chi ha l'Italia nel cuore.